I carabinieri della provincia di Agrigento festeggiano alla Valle dei Templi. A fare gli onori di casa il colonnello Vittorio Stingo. Cambiare il presente e progettare il futuro. Ad Agrigento il segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino. Oggi il congresso al Museo Griffo. Falsi invalidi e beneficiari della 104, si decide sul rinvio a giudizio. A processo 70enne di Montallegro accusato di atti sessuali con minore. Spese pazze all'Università di Agrigento. A processo 2 dirigenti, ex comandante della municipale di Agrigento rischia processo per stalking. I big nazionali a Palermo a sostegno dei loro candidati sindaco, Conte per Miceli, Salvini per la Galla. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. L'Arma dei Carabinieri di Agrigento festeggia 208 anni alla Valle dei Templi. A fare gli onori di casa il colonnello Vittorio Stingo, comandante provinciale dell'Arma. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si è svolta ieri la festa dei Carabinieri, giunta alla sua 208esima edizione presso lo scenario splendido del Tempio della Concordia. Dopo la pandemia si ritorna quindi a festeggiare con la gente e tra la gente. Una festa dell'Arma ieri, quella un po' atipica, che ha visto anche il coinvolgimento delle scuole superiori della nostra provincia. Alcuni studenti degli istituti Foscolo, Politi di Agrigento, Livatino e Fermi di Licata hanno sceneggiato dei momenti del crimine che poi sono stati risolti chiamando i carabinieri, che a sua volta sono stati premiati con le onorificenze al merito. La cerimonia si è aperta con il ricordo delle vittime, osservando un minuto di silenzio. La manifestazione è stata presentata dal collega Silvio Schembri, coadiuvato dal comandante Stingo. Il colonnello ha anche voluto ricordare momenti importanti, come l'inaugurazione della mostra sull'acqua presso la caserma di Agrigento e la cerimonia fatta in ricordo dell'uccisione del maresciallo Guazelli. Quindi si è passati alla premiazione dei carabinieri di Favara, che in un incendio hanno salvato una signora con le sedie a rotelle. Sono stati premiati dal sindaco della città favarese. Quindi la storia di una signora che è stata salvata dai militari che si voleva gettare dal viadotto Morandi. A premiare i carabinieri è stato il sindaco di Agrigento Miccichè. Si è passati poi a una storia avvenuta realmente a Licata, dove gli alunni dell'Istituto Fermi hanno simulato una scena di violenza subita ai minori disabili, premiato tra gli altri il comandante Caccetta dal sindaco di Licata. Una storia di violenza codice rosso, una ragazza è stata simulata dagli studenti del Politi, avvenuta realmente a Cammarata. A premiare i carabinieri interessati a tale soluzione del caso il sindaco della città Mangiapane. Quindi un ricordo da parte del collega recentemente scomparso, il maresciallo Sabella. Sono stati chiamati sul palco i figli. Si è passati quindi a simulare un atto vandalico avvenuto a Scala dei Turchi, imbrattata con la vernice rossa da 2 giovani, poi subito ritrovati. A premiare i militari, tra cui il maggiore La Rovere, il sindaco di Realmonte Lattuca. L'ultima scena, la più toccante, è stata quella interpretata dagli studenti del Livatino, ossia quella avvenuta che ha riguardato la città di Ravanusa, allorquando nella serata di un sabato, a causa di un scoppio delle tubature del gas, sono morti diversi cittadini. Premiati i militari della stazione di Ravanusa, al comandante Pedrocchi, dal vice sindaco di Ravanusa Carmina, quindi la consegna della targa a lotta proprio al comandante della stazione di Ravanusa. Un po' prima del termine della manifestazione è stato illustrato il progetto ambiente dal colonnello Vincenzo Castronovo del Centro Anticrimine Natura, che si sta diffondendo in tutta la Sicilia e non solo. Una talea dell'albero di Falcone verrà piantata nei luoghi pubblici ove ne sarà richiesta la presenza. Un pezzo di questa talea è stata consegnata anche al direttore del parco Sciarratta per seminarla nel giardino dei Giusti. Quindi la Maina Bandiera, l'inno nazionale e gli onori al prefetto e al comandante Stingo. Una
una giornata che qui ad Agrigento abbiamo inteso dedicare ai giovani. Ciò che accadrà sarà una festa dell'Arma forse un po' sui generis, dove i ragazzi delle scuole superiori della provincia racconteranno i loro carabinieri e lo faranno attraverso una narrazione di fatti realmente accaduti nell'ultimo anno. È un momento importante perché rappresenta un percorso di crescita comune, una crescita tesa alla legalità, al bello e al buono. Una festa che riprende dopo la pausa del Covid, comandante, che significato assume? È una festa ancora più importante questa, perché è la festa della rinascita, è la festa della rinascita culturale, solidale e legale. Siamo qui per festeggiare l'Arma dei Carabinieri, a cui siamo tutti particolarmente legati. È quel corpo di polizia che ci è tradizionalmente più vicino. Nella nostra provincia poi pensate che su 43 comuni abbiamo 42 stazioni dei carabinieri, significa che veramente i carabinieri ci sono sempre e comunque. Per me oggi è anche un motivo di, come posso dire, di orgoglio essere qui dopo 2 anni effettivamente in cui i festeggiamenti sono stati veramente molto sobri, perché è giusto così, è giusto che ci siano i ragazzi, che ci sia la gente e ancora una volta che lo Stato si presenti non in maniera come dire, solo di facciata, ma concretamente dando prova di essere sempre vicino ai cittadini. Anche l'amministrazione regionale è ritenuta essere presente in questo momento di festa per l'Arma dei Carabinieri dopo la pausa del Covid. Una ricorrenza importante per ricordare il ruolo dell'Arma ogni giorno in silenzio, un presidio di legalità e di sicurezza per i nostri territori. Sì, 176 anni oggi per la nascita dell'Arma dei Carabinieri, la presenza di Agrigento è fondamentale, i Carabinieri ci stanno dando una grande mano d'aiuto, ma dal punto di vista non tanto repressivo ma anche come prevenzione, un lavoro immane che stanno facendo mi corre l'obbligo di ringraziarli in prima persona ma anche a nome della Giunta comunale, dell'intera amministrazione comunale e anche da parte del Consiglio comunale. Assemblea generale della CGIL al Museo Griffo di Agrigento, titolo dell'evento Cambiare il presente e progettare il futuro, presente il segretario generale della CGIL Sicilia Alfio Mannino, padrone di casa il segretario generale della CGIL di Agrigento Alfonso Buscemi. Vediamo. Segretario, un interessante convegno oggi della CGIL, cambiare il presente per progettare il futuro, un'intensa giornata di lavoro, con quali obiettivi e con quali scopi realmente vi prefissate? Da qui parte una campagna della CGIL in tutto il nostro paese di rilancio delle nostre idee e delle nostre proposte. Cambiare un presente fatto di guerre, fatto di precarietà, fatto di tanti lavoratori che pur lavorando sono sotto la soglia della povertà. Le nostre proposte per stabilizzare i posti di lavoro, per dare stipendi adeguati al tenore di vita, basta con la barzelletta dell'inflazione misurata sull'ippica, cioè quel meccanismo che non prevede gli aumenti dell'energia elettrica e quindi falsificano di fatto l'inflazione, tant'è che in Europa l'unico paese che non ha stipendi adeguati alla crescita è l'Italia. Da qui una proposta con il nostro segretario regionale Alfio Mannino per portare il 18 giugno a Roma tutte le nostre proposte che raccoglieremo in queste assemblee. Allora, oggi ad Agrigento per rilanciare con delle proposte in vista della prossima manifestazione che si svolgerà a Roma. Ecco, ma realmente qual è la vostra azione sul territorio? Noi stiamo provando a ridisegnare un piano per il lavoro che dia sviluppo e crescita a questa nostra regione, una regione che già prima della pandemia aveva degli indici sia sulla disoccupazione sia sulla qualità del lavoro assai preoccupante e che dopo la pandemia e oggi addirittura con gli effetti della guerra si è ulteriormente precarizzata. Abbiamo il più basso tasso di occupazione femminile, il più alto tasso di disoccupazione giovanile e quindi sono numeri estremamente preoccupanti. Per questo noi abbiamo la necessità di ridisegnare un nuovo modello di sviluppo e di crescita, puntando sulla nostra vocazione, agricoltura, turismo e anche quei settori della manifattura di qualità. È un lavoro particolarmente impegnativo, ma oggi abbiamo le risorse, quindi la classe dirigente di questa terra, al di là delle proprie articolazioni, ha il dovere di provare a costruire un futuro per le ragazze e i ragazzi siciliani.
Ecco, cosa si ci aspetta da questa iniziativa oggi qua ad Agrigento, in una terra che purtroppo giorno dopo giorno vede sempre dei record purtroppo negativi? Ecco, l'azione della CGIL quale sarà nel territorio? L'azione della CGIL è quella di riconfermare i diritti e i principi fondamentali dell'organizzazione sindacale e di coinvolgere tutte le associazioni, le istituzioni e ogni organismo che si è impegnato nella società per lo sviluppo di questo territorio, partendo dai principi che sono insiti nel nostro sentimento e per spingere il nostro territorio fuori da questa crisi che è determinata ieri dalla pandemia, oggi da un nuovo stato di guerriglia. Don Mario, come valuta questa iniziativa? Ottimamente, come tutte le iniziative fatte dalla CGIL, siamo qui per dare un contributo almeno di presenza. Ecco Prefetto, quanto è importante parlare su queste tematiche, il maggiore sindacato della CGIL oggi ad Agrigento per tracciare un po' il resoconto e prepararsi alla manifestazione nazionale proprio su temi di cui la nostra provincia purtroppo è al primo posto. Mi sembra la corretta impostazione, che è quella di un sindacato ad ampio spettro, che non si occupa soltanto di difendere i lavoratori nelle singole vertenze, dove in realtà tutto il sindacato svolge un ruolo importantissimo, ma guarda anche oltre. È un territorio che certamente ha bisogno l'abbiamo detto tante volte, ha bisogno di sinergie, ha bisogno di condivisione, ha bisogno anche di confronto, è un confronto a volte anche difficile, però non si può non tenere conto di quelle che sono le esigenze, soprattutto delle classi più deboli, che poi sono quelle che il sindacato difende. Commissario Zappia, oggi un interessante convegno qui della CGIL Agrigentina per fare un po' il quadro della situazione del nostro territorio e prepararsi anche a una manifestazione nazionale. Il suo contributo all'iniziativa di oggi? Il contributo che la sanità può dare è quella di sforzarsi, così come stiamo facendo, per rimpinguare il personale. Siamo in una fase, siamo nel mese di giugno, quindi fine mese si concludono il periodo di maturazione dei tempi per poter essere stabilizzati. In un'unica parola vorrei dirvi che tutta la sanità siciliana e quindi anche la sanità agrigentina si sta attrezzando per poter aumentare il proprio organico, per dare quei servizi. Ovviamente tutto questo comprende anche l'aumento del potenziamento del territorio, che è quello che voi tutti noi associamo al PNRR, sul quale facciamo tutti tanto affidamento, ma che comporta ovviamente un numero di persone che devono essere formate per lavorare e migliorare l'assistenza diretta alla persona, perché il PNRR, al di là dei soldi, per me che faccio organizzazione sanitaria, i soldi sono importanti ovviamente per poter fare le cose, però perché si occupa di un'organizzazione sanitaria significa spostare la sanità a casa del paziente, quindi la telemedicina, assistenza domiciliare, il territorio, tutte cose importanti, e per questo bisogna attrezzarsi, non è assolutamente facile, ma siamo. L'ex presidente del Consiglio e coordinatore nazionale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte a Palermo a sostegno del candidato sindaco progressista Franco Miceli. Conte tra l'altro si è soffermato sul reddito di cittadinanza, attuale oggetto di aspre polemiche. Vediamo. Il calore dei palermitani non era in discussione ovviamente. Tradizionalmente abbiamo un bellissimo rapporto con Palermo, con la Sicilia. Il Movimento 5 Stelle ovviamente ha una lunga tradizione di affetto, di ascolto e quindi anche di dialogo con questa comunità. Presidente, Palermo è una delle città dove ci sono tanti percettori del reddito di cittadinanza, una misura che però è un po' contrastata, ma soprattutto sono nate tante polemiche su questa misura. È una politica strana la nostra, è un paese delle volte si ritrova sottosopra, con una povertà dilagante, con un problema sociale anche di coesione così invasivo. Si pensa di rimuovere questa misura di sostegno, che è un sostegno alla povertà e peraltro anche orientato a favorire anche l'incontro con l'occupazione.
Quindi dobbiamo assolutamente mantenerla, dobbiamo presidiarla, dobbiamo smettere, perché io trovo indegno che la politica concentri, una certa politica, per fortuna, non tutta, concentri i suoi sforzi per rimuovere questa che è una misura di protezione assolutamente necessaria. Anzi, dobbiamo lavorare per allargare il fronte, per introdurre anche il salario minimo, perché ci sono dei lavoratori poveri che hanno paghe da fame, lo stiamo dicendo da parecchio, e siamo più determinati che mai come Movimento 5 Stelle ad approvare un salario minimo. In Europa lo stanno facendo, c'è una direttiva europea addirittura d'arrivo, quasi tutti i paesi europei hanno già una legge sul salario minimo, quindi che si dica che in Italia non risponde alla tradizione italiana introdurre il salario minimo, certo, non risponde alla tradizione, è una novità assolutamente necessaria e doverosa. Ce la farà questo governo, Presidente, oppure sarà il prossimo governo? Noi stiamo lavorando a tempo pieno in Commissione Lavoro al Senato, dove questo progetto di legge sta andando avanti, e lavoriamo e siamo disponibili a lavorare notte e giorno per approvarlo, vogliamo farlo subito. Presidente, in questi giorni si parla molto dei mancati rimborsi ai parlamentari dei 5 Stelle, una questione che sta creando molti disagi. Guardi, è una questione che affronteremo, però dobbiamo essere precisi, che nessuno dica che c'è un buco nel bilancio del Movimento 5 Stelle. Adesso siamo diventati tutti contabili in Italia, insomma, quando si tratta del Movimento 5 Stelle anche le questioni contabili appassionano. Allora diciamo le cose come stanno, non c'è un buco, il nostro bilancio è inattivo, però è vero che ci sono delle restituzioni che non sono pervenute da parte di alcuni parlamentari che pure hanno assunto l'impegno di farle pervenire. Quindi chiariremo questo aspetto adesso prossimamente nelle prossime settimane. Presidente, qua si sta tentando di arrivare alle primarie assieme al PD nella scelta del candidato presidente della regione. Eppure comunque ancora il percorso non è chiuso, cioè, ieri c'era questo tavolo politico, alla fine è stato sospeso perché non c'è ancora un'intesa sulla modalità soprattutto del voto dei gazebo. Lei ritiene che comunque le primarie si faranno in Sicilia oppure c'è il rischio che saltino? Ma guardi, secondo me il percorso che si sta compiendo è un percorso corretto, cioè un percorso che muove dai programmi, che muove dalla definizione di quelle che sono le misure programmatiche che servono alla Sicilia, e quindi dai contenuti, dai temi, dai programmi, poi adesso si sta passando anche a definire le regole per individuare l'interprete migliore per realizzare questo programma. E c'è un confronto in atto. Sarebbe la prima volta, attenzione, che delle forze politiche come il Movimento 5 Stelle e il PD si confrontano e si ritrovano a condividere questo percorso anche di selezione dei candidati. È chiaro che bisogna misurarsi, non c'era nulla di scritto, ci stiamo confrontando perché è assolutamente un'esperienza del tutto inedita, nuova, quindi lasciateci un attimo confrontare, troveremo sicuramente una soluzione. Ma un modello esportabile anche per la politica, che sarà il prossimo anno, quindi... Ma guardi, per le politiche, grazie a Dio c'è tempo, avremo tutto il tempo di riflettere. Sicuramente per noi, per il Movimento 5 Stelle, io lo dico sempre, attenzione, qualsiasi alleanza è un'alleanza che deve muovere dai contenuti, dai programmi. Lo state vedendo anche a queste amministrative. Delle volte abbiamo preferito andare da soli quando abbiamo ritenuto che non ci fossero le condizioni per presentare un progetto politico serio, credibile ai cittadini. Presidente, il 1 giugno il governo Draghi dovrà discutere la nuova risoluzione per la guerra in Ucraina. Si parla di una posizione diversa fra lei e Di Maio. Non mi risulta affatto. Ieri Di Maio ci siamo incrociati anche nella campagna elettorale, è venuto a salutarmi in 2 passaggi in Campania e non ho mai avvertito nei confronti che abbiamo fatto con lui che abbia una linea diversa da quella che è la linea del Movimento 5 Stelle, una linea deliberata nei suoi organi politici, più volte portata al Consiglio nazionale. Quindi affronteremo quel passaggio in modo sereno e vorrei chiarirlo. Alcuni commentatori sembra quasi che stiano fomentando uno scontro all'interno del governo. Non è affatto così. Il Movimento 5 Stelle lavora per tutelare l'interesse dell'Italia, anche all'estero, in Europa e nei consessi internazionali.
Il leader della Lega Matteo Salvini a Palermo per la presentazione delle liste a sostegno del candidato del centrodestra Roberto Lagalla. Vediamo. Sul salario minimo il governo è al banco di prova? La Lega è al governo per abbassare le tasse. Abbassare le tasse agli imprenditori significa aumentare gli stipendi ai lavoratori. Col costo del gas, della luce, dell'energia, della benzina e delle materie prime le imprese non ce la fanno. Per questo è urgente la pace. La pace è un valore assoluto in generale, ma soprattutto serve all'Italia e agli italiani. Tagliare le tasse alle imprese significa poter aumentare gli stipendi ai lavoratori e quindi da questo punto di vista sono convinto che Draghi ci ascolterà. Abbiamo chiesto il rinnovo dello sconto benzina che scade l'8 luglio e il rinnovo degli sconti sulle bollette di luce e gas, però ripeto, l'urgenza che sta alla base di tutto è la pace, perché se la guerra continua economicamente per l'Italia sarà un disastro. Conte oggi però da Palermo ha ribadito che sul salario minimo loro correranno, faranno di tutto per approvarlo. Sì, ma ripeto, bisogna prima abbassare le tasse alle imprese, se no non esistono salari. Se non ci sono le imprese non esistono lavoratori. E quindi le proposte della Lega ci sono: pace fiscale, rottamazione delle cartelle esattoriali, flat tax, e poi vedi che trovi soldi per aumentare gli stipendi. Altrimenti distribuire quello che non c'è è difficile. Reddito di cittadinanza è uno strumento che può essere utile per poco tempo per chi non può lavorare e per chi trova un nuovo lavoro, altrimenti si trasforma in uno strumento di disoccupazione e di lavoro nero. Io ho l'elenco degli imprenditori a Palermo, baristi, ristoratori, albergatori, commercianti che cercano disperatamente manodopera e si sentono dire no grazie, quindi aiutare chi non può lavorare è sacrosanto. Il problema è che qua c'è una stagione estiva che si preannuncia fantastica e sono felice per Palermo, per la Sicilia, per l'Italia intera. Ci saranno milioni e milioni di presenze e per assurdo ci saranno alberghi, ristoranti, bar e agriturismi che lavoreranno di meno perché non hanno personale, quindi evidentemente va corretto qualcosa nel reddito di cittadinanza, perché così com'è non funziona. Qualche giorno fa lì c'era un Sulli da Palermo a proposito di sospenderlo per l'estate, lei è d'accordo? Qua basterebbe girare quei soldi alle imprese che assumono, invece di dare quei soldi a qualcuno che sta a casa, do quei soldi a un imprenditore che si impegna ad assumere. Ovviamente non possono essere lavori di una settimana o lavori sottopagati, qua il problema è la qualità del lavoro. Detto questo, alla base di tutto però ci sta la pace. Qua stiamo parlando di redditi, di salari, di taglio di tasse. Se la guerra va avanti per altri mesi non c'è niente per nessuno. E quindi spero che da sinistra abbiano smesso di insultare e criticare chi si impegna per la pace. Oggi devo dire che sta facendo la Turchia quello che mi piacerebbe facesse l'Italia. La mediazione fra Russia e Ucraina, la riapertura dei porti al grano. L'Italia ha una tradizione di dialogo e di ascolto e di diplomazia che è vecchia di decenni e di secoli, ma in questo momento è Istanbul che sta mettendo d'accordo le parti. A me spiace perché è il ruolo naturale dell'Italia quello di essere un ponte fra nazioni. Invece in questo momento mi sembra che a sinistra siano più preoccupati di parlare di armi e di guerra più che di dialogo e di grano. Lei però in Russia non è andato? Ma io sono a Palermo e fino al 12 giro l'Italia per i referendum. Per i balneari. Ma diciamo che abbiamo ottenuto che le piccole aziende, che sono l'80% delle aziende che lavorano sulle spiagge, abbiano garantita la prosecuzione della loro attività. Cioè le famiglie che hanno la primaria loro fonte di reddito dalla sdraio, dall'ombrellone e dalla spiaggia continueranno a fare il loro lavoro. Per chi non potrà o non vorrà farlo bisogna stabilire degli indennizi giusti e questa sarà la seconda parte dell'impegno. Però diciamo che rispetto al punto di partenza, che sarebbe stato un disastro, abbiamo quantomeno tutelato l'80% delle piccole imprese. Del restante 20% ci preoccuperemo di avere indennizi se non vorranno proseguire nella loro attività. Il mio impegno è per chi ha una spiaggia a Palermo, a Forte dei Marmi, piuttosto che a Gallipoli o in Liguria. Chi ne ha 25 di spiagge sceglierà che cosa fare. Falsi invalidi e beneficiari della 104 si decide sul rinvio a giudizio. L'intera inchiesta ipotizza un sistema che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi, facendo leva sulle agevolazioni della legge 104. Vediamo. Battute finali dell'udienza preliminare che si sta celebrando davanti il GUP del Tribunale di Agrigento Giuseppe Miceli nell'ambito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di 45 persone coinvolte
in un altro filone di inchiesta sull'ormai nota carica del 104. Il giudice, dopo aver rigettato alcune eccezioni della difesa sulla genericità dei capi di imputazione, ha aperto le discussioni. Gli avvocati degli imputati hanno avanzato richiesta di non luogo a procedere. Il GUP ha rinviato l'udienza al prossimo 13 giugno, quando dovrà decidere se accogliere o meno la richiesta di rinvio a giudizio del PM Paola Vetro. L'intera inchiesta, nota alle cronache nazionali, ipotizza un sistema che coinvolgerebbe medici, insegnanti e presunti falsi invalidi, facendo leva sulle agevolazioni della legge 104, garantendo a chi non aveva diritto di poter usufruire ottenendo tutti i vantaggi del caso, trasferimenti, invalidità civile. La prima vera inchiesta sul sistema delle 104 risale al settembre 2014. La procura, allora guidata da Renato Di Natale con l'aggiunto Ignazio Fonso e il sostituto procuratore Andrea Maggioni, mise gli occhi su quello che sembrava essere un ben consolidato sistema composto da medici, faccendieri e finti disabili, che faceva leva sulle agevolazioni della legge 104 e garantiva a chi non ne aveva diritto di poter usufruire del beneficio, quindi di tutti i vantaggi. 19 persone, compresi 10 medici, finirono agli arresti. Per 6 di loro venne disposta la custodia in carcere, per 8 i domiciliari e a 5 indagati venne imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Gli indagati erano complessivamente 101. Nell'ottobre 2016 l'inchiesta si allargò, sfociando nel secondo filone, che altro non è che il seguito delle investigazioni condotte dalla Digos della Questura di Agrigento. Un nuovo fascicolo di inchiesta, naturale sviluppo dell'indagine denominata la carica delle 104. In questo caso il numero degli indagati salì a 252. Oltre 100 sono medici che operano in tutta Italia e in provincia di Agrigento, ed altri ancora che operano in Sicilia e su scala nazionale. Gli insegnanti indagati sono un centinaio e a loro si aggiungono bidelli, faccendieri, portaborse, semplici galoppini. Numerose perquisizioni furono effettuate dagli agenti della Digos di Agrigento, che acquisirono documentazione e fascicoli personali riguardanti 54 docenti che hanno trovato posto in scuole materne della provincia di Agrigento usufruendo della legge 104, nonché su altro personale dipendente di enti pubblici, tra cui INPS ed ASP. Passa un anno, siamo nell'ottobre 2017, si apre il terzo filone e al momento ultimo, filone d'inchiesta legato alla carica delle 104. Altri 80 indagati, di cui 31 soltanto insegnanti e parenti. La Digos, agli ordini del vicequestore Patrizia Pagano, effettuò diverse perquisizioni al provveditorato degli studi di Agrigento, sequestrando alcuni certificati medici ritenuti dagli inquirenti creati ad hoc per attestare invalidità, facendo così rientrare dal nord all'agrigentino molti insegnanti. Si è aperto formalmente ieri mattina davanti i giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Angela Mazzara, il processo a carico di un 70enne di Monteallegro accusato di atti sessuali con minorenne. L'uomo è accusato di aver adescato una bambina di 9 anni con la scusa di regalarle alcune caramelle e portarla all'ingresso del suo garage, dove l'avrebbe poi baciata e palpeggiata. La versione è stata confermata in sede di incidente probatorio sia dalla minore che dalla sorella di quest'ultima. Ieri mattina si è aperto il dibattimento con l'ammissione dei mezzi di prova. Si torna in aula il 4 luglio per sentire i primi testimoni dell'accusa, la mamma e la nonna della bambina. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Olga Matraxi, ex dirigente del settore affari generali del Consorzio Universitario, Andrea Occhipinti, dirigente del settore finanziario dell'ente. La prima udienza del processo si celebrerà il prossimo 18 ottobre davanti i giudici della seconda sezione penale presieduta da Vilma Angela Mazzara. L'ipotesi di reato è peculato. La vicenda è legata alla nota inchiesta sulle spese pazze all'Università di Agrigento e alla figura misteriosa più che mai dell'ex presidente del CUPA, Joseph Misfood, irreperibile da molto tempo, al centro di un vero e proprio intrigo internazionale dopo il Russia Gate. La posizione di Misfood, di cui non si hanno più notizie ormai da anni, è stata stralciata. La somma sottratta ammonterebbe a circa 50.000 euro. Al solo Misfood viene contestato di aver speso 2.500 euro per acquistare iPad, MacBook e altri costosi dispositivi elettronici. Gaetano Di Giovanni, dirigente del comune di Agrigento, avrebbe perseguitato un agente obbligandolo a svolgere dei turni
all'esterno ed estromettendolo per il suo rifiuto dal corpo della polizia locale. L'ex comandante della polizia municipale di Agrigento, Gaetano Di Giovanni, rischia così di finire a processo per le accuse di stalking ai danni di un ispettore capo del corpo che sarebbe stato costretto a svolgere un servizio di pattugliamento al Quadrivio nonostante le sue condizioni di salute non lo consentissero a causa di problemi cardiologici e della convalescenza da un precedente infortunio. Il pubblico ministero Gianluca Caputo ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Si tratta dell'atto che di norma prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Di Giovanni dal maggio del 2018 per 13 mesi avrebbe perseguitato il suo sottoposto e l'atto d'accusa del PM in seguito al suo rifiuto di eseguire un pattugliamento per motivi di salute. Per questo fatto sarebbe stato ingiustamente sanzionato sul piano disciplinare e persino estromesso di fatto dal corpo dei vigili con l'obbligo di consegnare pistola, manette e paletta fino alla cancellazione del suo indirizzo mail dagli ordini di servizio, il demansionamento all'ufficio protocollo. L'ispettore, che ha sostenuto di aver avuto problemi di salute in seguito alle vessazioni, inoltre sarebbe stato emarginato dagli altri colleghi che temevano ritorsioni. Ad Agrigento sono state elevate 165 infrazioni del codice della strada. Siamo riusciti ad aumentare il budget delle ore da 28 a 34 per 22 agenti di polizia, dichiara il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. L'aumento delle ore porterà a maggiori controlli sul territorio, dichiara l'assessore Francesco Picarella. Vediamo. Sono in compagnia con l'assessore alla polizia locale Francesco Picarella e col vicecomandante della stessa polizia locale, il commissario Maurizio Rabita. Mi piace rendere noto alla mia cittadinanza quello che il 31 maggio di quest'anno, con delibera di giunta numero 103, siamo riusciti ad aumentare il budget delle ore degli agenti della polizia locale da 28 ore a 34 ore. Importante naturalmente il fatto che siamo riusciti a trovare i fondi per fare questa operazione importantissima, perché mi servono per aumentare i servizi, mi serve per aumentare i controlli, principalmente per il codice della strada, principalmente sul settore ambientale e anche sulla tassa di stazionamento. È bene sottolineare che l'aumento delle ore agli agenti di polizia locale è riferito ai 22 a tempo indeterminato e a tempo parziale. Questo aumento di ore naturalmente porterà a maggiori controlli sul territorio. Già l'azione fatta ieri dagli agenti in servizio ha portato a 165 infrazioni del codice della strada e naturalmente questa azione è subordinata a tutto il territorio della città di Agrigento. È stata multata anche la mamma del sindaco e quindi non ci saranno sconti per nessuno. E che puntualmente sarà pagata entro 5 giorni per avere la riduzione della tariffa. Come per legge. È normale che questo è un primo appuntamento che stiamo facendo insieme al sindaco e al commissario Rabita, proprio perché settimanalmente vogliamo dare notizia ai cittadini di tutte le attività che verranno svolte dal comando di polizia municipale, che riguarderanno le infrazioni del codice della strada, riguarderanno anche tutte quelle in materia di reati ambientali, della tassa di stazionamento e di tutte le attività che il comando di polizia municipale svolge quotidianamente. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Operazione della Guardia di Finanza che ha smantellato un vasto traffico di tabacchi esteri di contrabbando sull'asse Palermo-Napoli. 11 gli arresti, il giro d'affari complessivo si attesterebbe oltre 2,5 milioni di euro. I dettagli nel servizio. Diciamo capisse una batta con un record, parlato a fare praticamente casce lì, ma perché ci abbassassero il cucinato adesso? Contrabbando di sigarette tra Palermo e Napoli, i finanzieri del comando provinciale del capoluogo siciliano hanno eseguito stamani 14 misure cautelari nei confronti di altrettanti indagati accusati tutti di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di sigarette. 3 sono finiti in carcere, 8 ai domiciliari e per altri 3 è scattato invece l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP di Palermo su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia.
Nei confronti di 6 degli indagati è scattato persino il sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 2,5 milioni di euro. La misura patrimoniale è stata disposta per coloro che, nel corso delle attività, sarebbero stati individuati a capo dell'organizzazione dedita all'acquisto, stoccaggio e commercializzazione di ingenti partite di tabacco lavorato estero di contrabbando. L'operazione delle Fiamme Gialle palermitane nasce in prosecuzione di un'analoga attività che aveva portato nell'aprile del 2021 all'arresto di altre 15 persone, sempre per il medesimo reato. Le indagini svolte dagli investigatori del secondo nucleo operativo metropolitano del gruppo di Palermo hanno richiesto l'impiego di sofisticate strumentazioni tecniche che sono risultate fondamentali per documentare il fiorente traffico di tabacchi lavorati esteri. Ehi, guardi, allora, non c'è fino a 19, c'è 19, si fanno fare 5 ma è quello là, XXL, da Queen, fai una dettativa, mi scrive tutto il bigliettino con tutti i giocati, la persona che mi viene bene, L'organizzazione gerarchicamente strutturata e radicata nel quartiere palermitano di Brancaccio ha visto destinatari del provvedimento di custodia cautelare in carcere 2 palermitani, ritenuti il promotore del gruppo criminale ed il suo luogotenente e un napoletano probabile fornitore delle sigarette, punto di contatto con i broker stranieri. Gli altri associati avrebbero rivestito i ruoli di addetti al trasporto ed allo stoccaggio delle bionde di procacciatori delle auto utilizzate nei frequenti trasporti effettuati lungo il tragitto Napoli-Palermo sia via terra che via mare. A mezzo traghetto, dopo i primi sequestri, la banda iniziò a usare auto presa a noleggio intestate a persone compiacenti e corrieri che viaggiavano a bordo di autobus di linea lungo la tratta Napoli-Palermo con le sigarette di contrabbando nascoste in valigia. È uno dei retroscena dell'operazione dei finanzieri. Una volta giunte a Palermo, le sigarette sarebbero state stoccate in 3 magazzini presi in affitto da alcuni prestanome in zona Corso dei Mille e 7 cannoli. L'organizzazione in breve tempo avrebbe gestito i banchetti di vendita nelle zone di Oreto Stazione, 7 Cannoli, Borgovecchio, Brancaccio, Ballarò, Sperone e Zen. Durante le indagini, inoltre, sono stati denunciati oltre 20 persone, sequestrati oltre 530 kg di sigarette di contrabbando e arrestati 5 indagati in flagranza di reato in 4 differenti occasioni. La forza intimidatoria degli associati si manifestava anche attraverso minacce e ritorsione a chiunque tentasse di immettersi nel mercato clandestino come competitor. Occorre evidenziare la caratura criminale del capo dell'organizzazione, che in diverse occasioni si è fatto carico delle spese legali degli arrestati. Oltre ai sequestri effettuati in differenti occasioni per oltre 500 kg di TLE, la ricostruzione effettuata dal secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo ha fatto emergere un traffico di oltre 9 tonnellate di sigarette trasportate sulla rotta Napoli-Palermo. I guadagni per l'organizzazione risultavano elevatissimi, atteso che ogni singola stecca veniva acquistata a 21 euro, per essere rivenduta sul mercato palermitano con un rincaro compreso tra i 7 e i 14 euro, attestando un giro d'affari superiore ai 2,5 milioni di euro. Un insolito intervento chirurgico è stato effettuato al reparto urologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, diretto da Michele Ruoppolo. Un uomo agrigentino di 60 anni durante un rapporto sessuale ha subito la frattura del proprio organo sessuale. Il primario Michele Ruoppolo ha deciso subito di eseguire un intervento chirurgico che ha permesso di scongiurare una menomazione permanente con gravi conseguenze non solo fisiche ma anche psicologiche. Torna l'infiorata a Castelbuono, tanti turisti giunti nel comune madonita per assistere all'evento, il cui momento cardine è stata la sfilata dei cortei storici. C'è il servizio. Fantastica giornata, poi tutta adornata di questi bellissimi fiori che portano tanta bella energia, di estate, di freschezza. Allora, tu che ne pensi? It's beautiful here. È tornata l'infiorata di Castelbuono, spazio alla maestria degli infioratori che lungo via Sant'Anna si sono cimentati nella riproduzione e allestimento dei bozzetti floreali con il prezioso aiuto delle scolaresche locali.
Buongiorno a tutti, siamo qui a Castelbuono, amici di Onda TV e Bella Sicilia. Vi raccontiamo la nostra infiorata. Quest'anno l'abbiamo dedicata a un inno alla vita, quindi tutte le scolaresche di Castelbuono, dal liceo alle scuole medie, alla scuola primaria, hanno voluto partecipare a questa rinascita. Sì, il tema di quest'anno è proprio l'inno alla vita, quindi il ricominciare verso una nuova vita a colori, fatta quindi di rinascita. Possiamo ammirare, questo è il bozzetto iniziale, quindi che rappresenta proprio il comune di Castelbuono e quindi l'associazione Promo Madonie della Sicilia, e quindi che rappresenta l'infiorata proprio di Castelbuono e la città di Castelbuono. Continuando, come dicevamo, i temi che quest'anno sono stati trattati sono relativi a quello che è l'inno alla vita, quindi l'albero della vita colorato, realizzato naturalmente con dei fiori di vario colore. Abbiamo utilizzato anche del sale colorato, della segatura. Finalissima playoff di eccellenza che vale un posto in D. L'Acragas si prepara a combattere. Carmelo Lentini. Sarà doppia sfida con il Martina Franca e per sapere dove si giocherà l'andata occorrerà attendere l'esito di un sorteggio che si terrà in Lega a Roma questo martedì. L'unica cosa di cui si è certi sono le date della disputa, e cioè domenica 12 giugno e il ritorno il 19 sempre dello stesso mese, con il fischio d'inizio alle ore 16:30. Intanto la comitiva biancazzurra è ritornata in sede lunedì scorso e da questo pomeriggio si sta preparando per le due sfide con il Martina Franca, il cui esito finale deciderà il salto di categoria. Il trainer Terranova potrà contare sul ritorno di Lavardera, che ha scontato la giornata di squalifica, ma dovrà rinunciare a Strano, che ha racimolato il doppio giallo. Tra l'altro il forte centrocampista etneo era uscito malconcio dal rettangolo di gioco. Anche l'avversario pugliese dovrà fare a meno del centrocampista argentino Teixeira per squalifica, ma attenzione alle ammonizioni. Infatti Alfonso Cipolla risulta essere diffidato e rischia tanto, come anche 3 calciatori del Martina Franca che sono Aprile, Cappellari e Cannito. Intanto cresce la febbre per questo doppio scontro che vale un'intera stagione, ma prima occorrerà sapere cosa riserverà il sorteggio di questa tarda mattinata a Roma. In ogni caso sia l'Esseneto che lo stadio Giuseppe Domenico Tursi di Martina Franca sono pronti ad accogliere le rispettive tifoserie a seguito della propria squadra del cuore. Ed ora spazio alle interviste. Direttore Peppe Cammarata, l'Acragas centra l'obiettivo, centra la finale nazionale per il salto in Serie D 2-2 contro l'Isernia. Che partita è stata? Ma è stata una partita combattuta tra due belle squadre, perché con circa 40 gradi è uscita fuori una prestazione importante sia dell'Acragas che dell'Isernia, anche se devo dire onestamente, per chi ha visto la partita non mi può smentire, noi non abbiamo subito forse nemmeno un tiro in porta, se non un rigore che non voglio commentare, che non mi va di parlare degli arbitri. È una punizione dove Panico ha fatto il panico. Poi noi abbiamo fatto 2 gol, abbiamo fatto altre 3 palle gol, però dai, bene così. Oggi l'Acragas, se ce n'era di bisogno, ha dimostrato di essere una grande squadra. Partita quasi perfetta dell'Acragas, quella che serviva per ottenere la qualificazione. Quanto c'è di mister Terranova in questa qualificazione alla finale dell'Acragas? Ma c'è tanto di mister Terranova, c'è tanto di tutto lo staff. Io vivo giornalmente con loro. Ieri il mister ha detto ai ragazzi domani ci vuole la prestazione perfetta. Oggi penso che l'Acragas ha fatto una prestazione perfetta, ma faccio i complimenti a tutti i ragazzi, lo staff tecnico. Perché è stata nell'arco dei 180 minuti, penso che la qualificazione l'Acragas l'abbia conquistata meritatamente. La Serie D è a un passo, adesso la finalissima contro un'altra grande del campionato di eccellenza a livello nazionale, il Martina Franca. Ma guarda Davide, io già questa l'ho archiviata, penso anche lo staff tecnico, il mister, i ragazzi stasera nel ritorno è giusto che si festeggia, che si sta in allegria. Ma da domani la testa è già al Martina Franca, perché abbiamo beccato secondo me una delle squadre più forti dell'intero panorama dilettantistico. Perché la sua espulsione oggi cosa è successo?
Ma alla fine scherzavamo col dottore, perché il dottore era un po' agitato, poi si è avvicinato il quarto uomo e l'arbitro e hanno detto vabbè, lui è il medico, direttore, accomodati fuori, però dai, ci sta, se dovevo essere espulso stia bene così, l'importante è che abbiamo passato il turno. Oggi tanti tifosi al seguito dell'Akragas e la vittoria anche dei tifosi. Ma è la vittoria dei tifosi, questi ragazzi sono splendidi sia in casa che fuori casa. Considerate che hanno fatto andata e ritorno, faranno 2000 km, ci hanno dato una grande mano d'aiuto e noi siamo felici di avere questi ultra al seguito. Dedica speciale per questa qualificazione alla finale, per questo pareggio a Isernia con gol? Ma una dedica speciale io lo farei a tutta la società, perché credetemi non ci stanno facendo mancare nulla. Siamo nei dilettanti, ma noi da 10 mesi che facciamo i professionisti, anche grazie alla società. Eccoci con il medico sociale dell'Akragas, Totò Bottone, una sofferenza per portare a casa questa qualificazione alla finale. E stavolta ho sofferto anch'io da medico e dovevo guardare i componenti della panchina che soffrivano oggi veramente parecchio, perché la partita è stata drammatica a tratti, specialmente negli ultimissimi minuti, per cui temevo che qualcuno sentisse veramente male e anch'io devo dire che ho sofferto tantissimo, però alla fine ce l'abbiamo fatta, tutto sommato meritatamente, perché se analizziamo la partita loro hanno segnato solo su 2 calci piazzati, una punizione e un rigore, mentre noi diciamo siamo stati più in palla, abbiamo avuto molte più occasioni di loro. Dico, la partita è stata tirata perché abbiamo incontrato un'ottima squadra. Come sta Angelo Strano? Angelo Strano ha preso una botta, dico, e cadendo si era fatto male e non riusciva a camminare. Poi dopo qualche minuto uscendo penso di poterlo recuperare per la finalissima, che sarà a giorni ahimè, quindi vedremo di farcela, dai, ormai le cose sembrano che sia l'anno buono, incrociamo le dita, anche se incontreremo un Martina Franca che è una squadra attrezzatissima per il salto di categoria, ma credo che il vento pare che stavolta giri dalla parte di Agrigento. E a proposito della finale playoff per la promozione in Serie D, l'Akragas giocherà in casa il match di andata contro il Martina Franca il 12 giugno. A Roma infatti questa mattina nella sede della Lega Nazionale Dilettanti si è svolto il sorteggio per stabilire il luogo delle 2 partite. La gara invece del 19 giugno, la finalissima, i biancazzurri la giocheranno in trasferta. Ancora calcio, terza categoria, il Real Licata promosso in seconda. Carmelo Lentini. Il Real Licata di Maurizio Ortugno si aggiudica la finale playoff di terza categoria con il Cianciana e vola in seconda, raggiungendo il già promosso Aragona. Una gara che si è giocata al Dino Liotta dinanzi a un pubblico numeroso e che ha visto la presenza di tanti supporters ciancianesi. A fine gara la squadra licatese azzurro-rossa è stata premiata con una coppa dal presidente della FIGC di Agrigento e Angelo Caramanno, presenti i componenti della delegazione di Agrigento Stefano e Sergio Carlisi. Premiata anche la squadra del Cianciana con una coppa dal sindaco di Licata e gli arbitri che hanno diretto questa finale. Ritornando alla gara si è giocato sotto un caldo asfissiante che ha costretto l'arbitro a sospendere l'incontro per consentire ai giocatori in campo di potersi rinfrescare. Il Real Licata ha subito mostrato i muscoli, sottoponendo la difesa ospite a duri attacchi ben sventati dal portiere. Primo tempo veloce che si conclude con la compagine licatese avanti di una rete. Poi al 90° il risultato finale è stato di 3-0, grazie alle reti di Mbaye, Sciortino e Santa Maria. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.